Eder. Mech. Pallister. La decisione della Procura di Trieste di non autorizzare il nuovo esame sperimentale sui resti di Liliana Resinovic, basato sullo studio del microbiota, è comprensibile ma suscita importanti riflessioni. Questo esame, che ha il potenziale di fornire indicazioni precise sulla data del decesso, rappresenta una frontiera avanzata nelle scienze forensi, derivata da ricerche pionieristiche della Colorado State University e corroborata da ulteriori studi. La riluttanza della Procura è probabilmente dovuta alla natura sperimentale di questa tecnica, che introduce un certo grado di incertezza. È fondamentale ricordare che la scienza forense si basa su metodi consolidati e validati, e l'adozione di nuove tecniche richiede una solida base di evidenze e una validazione rigorosa. Inoltre, i costi associati a tali esami non sono trascurabili, un aspetto che il sostituto procuratore Maddalena Kerja deve inevitabilmente considerare nel bilancio delle risorse a disposizione. La comunicazione della decisione sarà indirizzata all'antropologa forense Cristina Cattaneo, a capo del collegio peritale incaricato di redigere una nuova perizia medico-legale. Va notato che una possibile alternativa potrebbe essere quella di permettere alla difesa di Sebastiano Visintin, marito della defunta, di eseguire autonomamente e a proprie spese l'esame, utilizzando i tessuti prelevati dal cadavere, qualora la procura autorizzi almeno questo. Le comiche sono cominciate già, credo, il 14 dicembre del 21 nel pomeriggio, e da lì non sono mai finite e continuano ancora. Ma vabbè, oggi dai, intanto le comiche di oggi che vanno a riassumere un po' tutto il lato comico di come viene trattato il caso di Liliana. Intanto vorrei comunicare che da qualche mese il posto che frequento, dove vivo e vegeto da bravo Novax, è il posto delle fragole. Perciò se si vuole chi vuole mandare un messaggio vocale al famoso youtuber, premettendo però che la voce venga modificata e non si capisca chi sia. Comunque, se qualcuno vuole fare un altro video, dare un'altra testimonianza assolutamente attendibile, sappia che gli ultimi aggiornamenti mi portano a vivere e vegetare da bravo Novax al posto delle fragole nel comprensorio di San Giovanni. Si rimanga aggiornati, per cortesia. Prima Fulvio frequentava un bar, poi per risparmiare 2 centesimi cambiò bar, adesso è salito al posto delle fragole vicino a dove fu trovata Liliana. Dobbiamo proprio dire che Covalero sta facendo strada. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.